la telecamera e il faretto. Adesso metterò questo qui, ok, perfetto, e riapriamo la spirit box. Più avanti sta mettendo Isabella il suo faretto, quindi vedrete la luce se la vedete. Ragazzi, sono proprio contenta di essere qua con voi oggi, ve lo devo dire, perché siete delle persone squisite, veramente educate e ci state accogliendo con amore, e io lo sento questo. E noi ricambiamo di cuore. Adesso vi riaccendo l'apparecchiatura per parlare con noi, mi raccomando. Mi raccomando, questa non la vediamo, no, non lo rileva, perfetto, vediamo se si vede ancora, ok, perfetto, accendiamo di nuovo la spirit box. Ok, siamo qua. Mi sapete dire cosa serviva questo antro dove siamo adesso? Che cos'era? Mi sapete dire cosa serviva? Dormivate qui? O tenevate le munizioni? Per le munizioni? Adesso faccio come prima, io taccio e voi raccontatemi quello che volete, però molto sinteticamente. Cercate di essere sintetici perché abbiamo poco tempo, ragazzi, mi dispiace ma non possiamo stare tanto. Quanti siete qua? Molti quanti? Siete morti qua? In questa stanza? La vera c'è. Daniela c'è? È qua? Ce ne sono due di Daniela, quale vuoi? Daniela c'è? Sì, parla con Daniela. È qua? Sono due?
Metto l'altro strumento? Sì o no? Ok, bene, grazie che mi avete risposto. Adesso chiudo e metto l'altro. Perché questo fa troppa confusione, gli dà anche fastidio loro. Mi sono accorta che in determinati momenti non gli piace. Perché forse qua dentro anche rimbomba. Sì. Ma di solito quando rimbomba, tra l'altro, quando tu fai l'analisi si sente meglio. Però dà fastidio sia a me che analizzo e penso anche a loro, perché è un rumore veramente fastidioso quello della Spirit Box. Ragazzi, siamo qua. Un attimo, Eccoci. Ciao. Ciao! Ho tolto perché... Ecco. Ciao! Intanto salutiamoci, ciao! Ciao. Io sono Lina, poi c'è anche Daniela, Ci sono due Daniele e c'è una Isabella. C'è anche l'altra Daniela. Ciao! Siamo tutti qua. Siamo venuti a trovarvi. Lina, sì, qua. Ascolta, ci raccontate un po' la vostra storia, che io è la prima volta che vengo qui, non la conosco. E mi farebbe molto piacere sapere cosa stavate facendo qui, se siete morti qua a casa e poi siete tornati qua per una memoria vostra. È scritto? Dove è scritto? Guarda, lì l'Isabella ha messo delle palline. Vabbè, intanto me le vedo io. Però non riesco a vederle da qua. Aspetta un attimo. Eccole qua, ne vedo solo una perché l'altra è dietro. No. Aspetta, la prendo qua così. Ecco. Ha messo delle palline. Potreste muoverle per piacere, per far vedere che ci siete e che avete forza nel poter comunicare anche muovendo gli oggetti. No, adesso, dopo no. Adesso. Prendete energia dalla strumentazione se vi serve per muovere le palline. Uno di voi, non importa, tu. Fai uno di voi. Anche tutti insieme, No, non vuoi? Perché? Questo? Allora, Lei ve lo chiede la vostra amica che è già stata qua. vedete? Ecco, vedete che bello? Fate illuminare, dai, Voi guarda che siete bella capaci, luce. sono sicura che siete capaci di farlo. Sì, allora fallo. Ecco, vai. Dai, facci vedere la lucina che si accende nella pallina. Non fa male, è un gioco per bambini. L'ho toccato anche io.
È per far vedere alle persone che voi ci siete, che siete ancora qua, perché c'è gente che non ci crede. Fategli vedere che siete ancora qua. Io sto girando un po' dappertutto qui, proprio per farvi conoscere. Nel tunnel? Quale tunnel? Dove? Ok. Non so perché. Tira via la mano. Dai, fatti accendere il K2 o le palline. Appoggiati a me. Dai, fai accendere.